Torniamo in diretta live 9:34, non abbiamo bisogno di carte d'identità in questo caso, è una mezz'ora molto intensa partendo dal miracolo di Natale, quindi da Gennaro Longobardi che torna in studio con noi. Buongiorno Gennaro. Ciao. Allora si va verso un altro miracolo, il 18° per essere precisi, si diventa maggiorenni in un'avventura che ha oggi forse più che mai ancora di più senso, perché il tempo che stiamo vivendo è purtroppo sempre più tragico, no? Sì, anche perché, come abbiamo già detto, avete detto anche voi, vi ringrazio per gli appelli che fate quotidianamente, le famiglie sono aumentate, come purtroppo nella logica della situazione che stiamo vivendo non potevano diminuire. Che poi è una logica illogica, perché in teoria dovrebbe andare passando il tempo, no, a migliorare le cose, invece le peggiora. Guarda, da poco ho letto un post dove c'era scritto la carità non serve, serve il lavoro, cioè lo Stato dovrebbe dare il lavoro. Io ho risposto a questa persona dicendo che ovviamente ha ragione, nel senso che lo Stato, nei concetti di fondo ha ragione. Lo Stato deve dare lavoro e dignità alle persone, però nel frattempo che lo Stato non lo fa, io non credo che sia giusto far morire di fame le persone. E che quindi probabilmente queste persone, quando parlano in maniera così razionale, non irrazionale, razionale, nella loro razionalità perdono poi di vista quello che è la realtà della situazione, perché infatti se queste persone potessero andare un attimino a vedere al centro diocesano in via Po la fila che c'è e i bambini in fila, e forse magari nel frattempo che lo Stato trova lavoro alle famiglie andrebbe a fare la spesa e porterebbe qualcosa al miracolo di Natale, o anche anonimamente in queste. Non è per polemica, anzi ho usato questo post proprio perché è importante capire che è vero che lo Stato deve dare una mano, ma è vero anche che la carità che viene fatta nei confronti delle famiglie non è fondamentale, è essenziale in questo momento. Concorre ai drammatici problemi sociali, non è la strategia di fondo, e lì siamo d'accordo. Esatto, non è una strategia di fondo, però concorre. Ma d'altronde la carità, se vogliamo rispolverare la storia, esisteva nella Bibbia, esisteva durante i Vangeli, quindi la carità è sempre un fatto nobile. Quando uno sente il bisogno di venire incontro ad altri, va sempre giganteggiato come un fatto etico di grande rilevanza. E se proprio la vogliamo dire tutta, la carità non deve essere per forza, non deve per forza avere l'abito della Chiesa. Bravissimo. La carità è generale, globale, mondiale, quindi va al di là delle religioni. Travali che confina appunto tra l'altro religiosi. So che quest'anno c'è un ampliamento a proposito di andare al di là della scalinata di Bonaria. Ecco, un piccolo sogno che piano piano per modo di dire, sono passati 18 anni comunque, piano piano si sta realizzando. Il mio sogno, ovviamente voi lo conoscete, è vedere un domani tanti comuni della Sardegna che appunto danno solidarietà alle famiglie bisognose. Per la prima volta dopo 18 anni il comune, che poi è all'opposto, proprio dall'altra parte della Sardegna, di Porto Torres, realizzerà il miracolo di Natale in contemporanea al nostro. Esatto, quindi sabato 20 dicembre dalle 9 del mattino sino alle 21 di sera. E questo è un piccolo tassellino la chiesetta di Balai. Messo lì perché poi davvero il sogno di Gennaro sarebbe quello che piano piano si accendano tanti altri punti in tutta la Sardegna dove poi effettuare i miracoli di Natale, e insieme non solo sulla scalinata più bella e affascinante della città di Cagliari, quella di Bonaria, insomma vedere quel numero di scalini importanti riempiti di tanti generi alimentari, giocattoli e quant'altro per le famiglie meno abbienti, ma così in tutta la Sardegna sarebbe davvero una cosa Ecco, tra l'altro, giusto per stare in sintonia con quello che abbiamo detto prima, il sogno mio sarebbe che il miracolo di Natale non si facesse più, perché se non si fa più il miracolo di Natale è l'ultimo stadio della felicità, però è molto complicato. Lo abbiamo detto ieri, prima di mandare la clip che abbiamo preparato, c'è la preraccolta. Esatto. Allora, sabato 13 dicembre ci sarà la preraccolta. Che cos'è la preraccolta? È un'opportunità che viene data alle persone
che magari il 20 dicembre hanno altro da fare e non riescono a passare alla scalinata di Bonari. Ecco, allora ci sono dei punti che non sto qui ad elencare, ma sono tanti, dove ci saranno dei volontari con anche una locandina Miracolo di Natale. Se voi vedete queste persone, magari oltre a fare la spesa per voi, potete lasciare una busta della spesa per Miracolo di Natale. Tutta la preraccolta viene messa in un deposito, diciamo che questa e cosa poi portata a Bonaria. si sposa con quello che è accaduto anche nel weekend passato, cioè la raccolta alimentare, no? Esattamente. Più o meno quello è il più o senso meno della cosa. è la stessa cosa. Un'altra cosa importante, faccio un appello. Esatto, fai un appello anche per il furgone. Ecco, un furgone. Allora, siccome per la pre-raccolta abbiamo organizzato tutto, la mia collaboratrice Carmen Mulas è riuscita a posizionare tanti collaboratori in tutti questi centri, Sì. non è facile, però devo dire anche grazie a tutti i volontari, perché veramente anche la lista è talmente lunga che non voglio elencare qualcuno, se me ne dimentico, insomma, vanno ricordati tutti perché l'affluenza di volontari è stata gigantesca. Ecco, detto questo, allora abbiamo organizzato tutto, mancherebbe un furgone un po' grande, grandicello, ecco, che a fine serata passi in questi 4, 5, 6 punti. Questo è il 13 di dicembre. 13, perché per il 20 siamo a posto. Per il 13, per la pre-raccolta, un furgone. Quindi se c'è qualcuno in questo momento che il 13 dicembre mette a disposizione il furgone, si fa un giro, ovviamente viene aiutato da noi, consigliato, eccetera, eccetera. Indirizzato, bravo. Dopodiché prende tutto questo che viene raccolto, speriamo tanto, e lo porta in un altro deposito. Tutto qua. Serve un furgone. Un furgone è l'autista anche. Sì, vabbè, certo, il proprietario del furgone che mette a disposizione il proprio mezzo per questa opera. Chiamate. Dai, fate questo sforzo. 070 40 91 233 Subito, anche in questo momento, veloce. Oppure scriveteci un messaggio al 391 414 2741, così ci rimane anche il numero del mittente del messaggio. Ora, cosa importante che sembra quasi scontata, anzi facciamolo dopo, però te la chiedo perché sembra quasi scontata ma non è scontata. Vediamo intanto le immagini della clip che abbiamo preparato. Grazie. Prego. Grazie. Il 15° sia il miracolo più bello, il miracolo della gente, il miracolo degli imprenditori, il miracolo di chi ci ha creduto. Io ho il dovere, a nome di tutti i cittadini di Cagliari e del paese, ma di tutti i sardi, di ringraziare il carissimo Gennaro. È lui l'artefice, è l'anima, il propositore, è da 15 anni un gigante di solidarietà. Gennaro, ci stringiamo intorno a te. Grazie Gennaro, che riscaldi i cuori di tutti i poveri. Di cuore Gennaro, un applauso al nostro Gennaro. Allora, signori, anche sotto l'acqua, ma questa volta lo possiamo dire, perché io ci ho sempre creduto, il miracolo, 15° anno è stato fatto! Caricate, caricate, caricate! Caricate un 2011 bagnato, però fortunato perché comunque la gradinata si riempì lo stesso. Posso dire una cosa no. per quanto riguarda queste immagini? Molte persone possono pensare erroneamente che se piove il ricavato va perduto. Assolutamente no, perché non so se avete visto dalle immagini quanti volontari ci sono. Quando vediamo che sta per piovigginare, tutte le buste a una vengono per 3 volte rimbustate e richiuse. Quando vengono consegnate non c'è neanche una goccia d'acqua all'interno dell'ultima busta. Hai fatto bene a ricordarlo. La destinazione poi della raccolta dove, Gennaro? Ecco, bene spiegarlo nuovamente. Tutto viene portato al centro diocesano, in via Po a Cagliari, dove ovviamente ci sono iscritte le famiglie. Ovviamente anche alla scalinata di Bonario noi non possiamo consegnare nulla a nessuno. Pertanto, se qualche famiglia attualmente è in difficoltà,
può andare al centro diocesano e chiedere aiuto. Devo andare rapido perché siamo iscrivendosi. Siamo quasi in chiusura. Cosa devono comprare quelli che possono fare la preraccolta o portare al Miracolo di Natale i propri contributi? Vabbè, in questo momento è ovvio che cosa devono donare? Abbigliamento anche? no, perché ce lo abbiamo. Ne abbiamo tanto. Ne abbiamo tanto abbigliamento, perché gli armadi si svuotano facilmente. Certo. Però quello che servono generi alimentari e giocattoli. Di prima necessità e giocattoli anche magari quelli che i vostri figli ancora funzionanti, usati bene. Esatto, ancora funzionanti, non usano più. Insomma, 20 dicembre il Miracolo di Natale, noi ci ritroveremo qui verso il 20 dicembre di 16. Martedì 16 ti do già l'appuntamento. No, non c'è più tempo per le ultime domande. Dobbiamo salutare. Grazie a Gennaro. Il furgone. Il furgone assolutamente. Torneremo tra poco con due ballerini straordinari di tango. Sì, furgone, mi raccomando. Chiamate 070 40 91 233, vi aspettiamo. A tra poco. Grazie.